mossa. Prova. 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 Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti a trasmettervi il recupero della 14ª giornata di campionato Serie B maschile, dove ad affrontarsi saranno la Diper Pallavolo Jolly Cinquefrondi e la Volley Tondo Callipo Calabria Vibo Valencia. Anche la Tondo Callipo già retrocessa, un'altra partita in cui non si gioca nulla e l'obiettivo è divertirsi, quindi sedetevi comodi e divertiamoci. Arbitri dell'incontro: il primo arbitro Giulia Concilio, secondo arbitro Giorgia Tanzilli, entrambi gli arbitri di Roma. Intanto parte forte e bene la Tondo Callipo in vantaggio 1-0. Adesso al servizio con Marco Belluomo, riceve Zerbonia per la Jolly Cinquefrondi. Remo alza e va da Emanuele Renzo. La copertura è di Zangari, schierato titolare quest'oggi. Dionisio Di Pasquale per la Jolly Cinquefrondi. Laurendi, ex della partita, recupera Renzo, si alza in tempo Remo, poi forte la schiacciata di Emanuele Renzo che ottiene il money out, 1 pari. Al servizio con Dionisio Di Pasquale, alza in bagger il libero del Callipo. Remo va da Raffaele Zangari, ha toccato il muro della Callipo, 2-1. Fortunato qui Raffaele Zangari, non ha colpito benissimo il pallone. Servizio di Dionisio Di Pasquale, ha ricevuto la Tondo Callipo, l'alzata di Laurendi dietro, copre Remo, poi Renzo chiamato in causa. Buona la copertura a fondo campo di Facciolo. Dionisio Di Pasquale tiene vivo questo pallone. Remo, l'alzata verso Zangari che viene murato. L'ottimo recupero della Jolly Cinquefrondi. Laurendi va al centro, buono l'attacco vincente di Emanuele Bonsignore e pareggia la Tondo Callipo. Due pari. L'ex della partita al servizio Domenico Laurendi, alzatore, 2 stagioni per lui alla Jolly Cinquefrondi. Si ferma sulla rete però il suo servizio, 3-2. Pasquale Arena pronto al servizio. Sul libero Cugliari, non è buona l'alzata per il numero 11 Orto che colpisce l'asta. 4-2 break Jolly Cinquefrondi. Adesso Pasquale Arena al servizio. Corto, ci arriva Cugliari, il pallone che torna nel campo della Jolly, l'attacco centrale di Melara. Tiene bene la Tondo Callipo che adesso tenta il colpo, il pallonetto con Vizzari. La schiacciata è out di Orto, quindi 5-2.
E quindi ancora Jolly, ancora Pasquale Arena al servizio. Su Cugliari, il pallonetto copre Arena. Remo va al centro da Dionisio Di Pasquale, può far nulla però. Cugliari, Orto chiamato in causa. Remo va dietro da Emanuele Renzo, si insacca il pallone. 6-2. Dopo la rocambolesca vittoria per 3-2 di ieri della Jolly Cinquefrondi contro Volley Catania, a meno di 24 ore, di nuovo in campo qui al Pallabonini per un altro recupero di giornata. Poi ce ne sarà un altro sabato prossimo, sarà l'ultimo. Orto mette a segno il terzo punto per la Callipo, i cosiddetti tonnetti. Settore giovanile molto ampio della squadra di Superlega, ex Superlega, perché è retrocessa la Tonno Callipo Vibo Valencia in A2. Riceve Zerbonia, attacco centrale out di Antonio Melara. 6-4. Simone Orto al servizio, jump float su Zerbonia. Remo va dietro da Emanuele Renzo, è forte il suo colpo. Cugliari ha tentato di parare questo colpo, pallone che schizza via. E quindi 7-4 per la Jolly Cinquefrondi di Mister Defina. Squadra Tonno Callipo invece allenata da Mister Agricola. E quindi Emanuele Renzo al servizio, jump float per lui. Riceve non benissimo qui Orto, la gioca la Callipo. Remo al centro, Antonio Melara per l'8º punto cinquefrondese. E quindi è pronto ancora Emanuele Renzo al servizio. Bello teso il suo servizio, Cugliari tiene bene Laurendi in bagger, sistema il pallone, lo schiacciatore della Callipo. Buona giocata della Jolly, 2 volte da Raffaele Zangari. 9-4. E si sta scaldando bene Raffaele il braccio, chiamato 2 volte in causa nella stessa azione da Fabio Remo. Manuele Renzo ancora il servizio, riceve Orto, Laurendi va dietro, la schiacciata di Vizzari è out. 10-4. Derby calabrese in questo recupero di campionato. Emanuele Renzo ancora al servizio, sempre teso a mettere in difficoltà la ricezione avversaria. La schiacciata è buona, ha schiacciato il numero 7 Antonino Facciolo. 10-5. Al servizio il numero 4 Bonsignore, buona la ricezione della Jolly e buona la schiacciata di Emanuele Renzo per l'11-5. Raffaele Zangari pronto al servizio. Buona la ricezione della Tonno Callipo, pipe di Orto che manda di là la Jolly Cinquefrondi, quindi alza Cugliari in bagger. Vizzari tenta di nuovo il colpo ma out. 12-5.
Raffaele Zangari ancora al servizio, la ricezione è del numero 7 Facciolo. Buono il recupero della Jolly. Dionisio Di Pasquale tenta di scavalcare il muro avversario, ma alza troppo il pallone e quindi riduci il tempo. 12-6. Richiamo nella panchina del Tonno Callipo. No, time out richiesto dalla Tonno Callipo da mister Agricola, ma forse c'è stata un'incomprensione con l'arbitro. Non ho capito sinceramente questo timeout che l'ha chiamato. Squadre che rientrano in campo sul 12-6. Vizzari al servizio, Remo va da Dionisio Di Pasquale, non c'è il tocco del muro, pallone che danza sul nastro e poi finisce out. 12-7. Laurendi smista dietro, smorza il muro della Jolly, buona la copertura di Zangari. Dionisio Di Pasquale in pallonetto, recupera la Callipo con Laurendi. L'attacco centrale di Melara, smorza ancora l'attacco il muro della Jolly. Remo va da Dionisio Di Pasquale che stavolta mette a segno. 13-7 quindi il punteggio. Servizio di Antonio Melara, riceve Cugliari, bell'uomo a schiacciare, recupera la Jolly 5 frondi. Remo alza questo campanile per Dionisio Di Pasquale, smorza il muro della Callipo, colpetto così così al pallone di Belluomo che ha mandato un po' in difficoltà la Jolly. E buona la schiacciata vincente di Diego Vizzari, quindi 13-8. Mentre ci ha raggiunti in cabina di regia la nostra regista Annalisa Gallo, che salutiamo, e al commento con me come sempre Renato Gallo. Buonasera, salve. Antonino Facciolo al servizio, riceve Zerbonia. Remo tenta la pass con Arena che non colpisce bene il pallone ma la rimanda di là. La copertura di Zangari che corre, Remo in bugger per Dionisio Di Pasquale, era un pallone più nel campo avversario e quindi il muro della Callipo salta quanto basta per mettere giù questo pallone. 13-9. Antonino Facciolo al servizio, troppo corto, si ferma sulla rete. 14° punto per i 5 frandesi. Molto giovane, dicevo, la squadra della Tonno Callipo. Credo sia la più giovane del campionato.
Laurendi, l'attacco centrale buono dietro per Belluomo. 10° punto per i Tonnetti guidati da mister Agricola. Ed è proprio Marco Belluomo ad andare al servizio. Pallone flottante su Zangari. Remo va da Renzo. Il muro. C'erano Zerbonia e Remo praticamente sulla stessa linea. Il pallone casca forse dove doveva stare Remo o Zerbonia, uno dei due. 14-11. Marco Belluomo quindi ancora il servizio su Zerbonia, che tiene bene l'alzata dietro di Remo per Dionisio Di Pasquale. Era un pallone un po' arretrato per lui, ma è riuscito a schiacciarlo ugualmente. 15-11. Schierato opposto Dionisio Di Pasquale con Matteo Bonati e Massimiliano Lopetrone in panchina. In campo Zangari e Di Pasquale e Renzo. È buona il money out ottenuto dal numero 11 Simone Orto per riportare la sua squadra a -3. È punto della Jolly. Come mai? Forse hanno visto un tocco dell'asta. 16-11. Era un money out, forse ha toccato l'asta per l'arbitro, non lo so. Sta di fatto che erano pronti i giocatori della Callipo a battere e invece fa cenno l'arbitro che il punto era della Jolly, ma non lo so. Voglio vedere cosa ha fatto, cosa ha detto il secondo, perché io non ho Sì. visto alcunché. Laurendi stavolta mette a segno Simone Orto con il money out. Questo sì che è money out. 16-12 del Laurendi al servizio. Riceve Michele Zerbonia. Remo va dietro da Renzo, tocca il muro, recupera la Callipo con Orto che rimanda di là in palleggio. Quindi Dionisio Di Pasquale, Remo e Raffaele Zangari. Il muro, poi Remo va di nuovo da Raffaele Zangari, un altro muro, però Remo non riesce a tenere in gioco, quindi 16-13. Troppo schiacciata in avanti la Jolly 5 Frondi su questi due muri subiti. E ancora Laurendi quindi al servizio. Ci vede Zerbonia. Remo sistema il pallone. È buona la spinta di Arena. Altrettanto buono il recupero del Callipo, ma Cugliari non è riuscito a spingere il pallone nel campo avversario. 17-13. Arena, Cugliari, Laurendi dietro per Orto. Buona la sua schiacciata. 17-14. Si riporta a -3 la Tonno Callipo. Orto al servizio. Zerbonia, errore in ricezione per lui. 17-15. E chiama time out mister De Fina, ci sta. Eccolo proprio che parla con, con il mister De Fina, con Michele Zerbonia. Jolly che era +7, 12-5. Adesso si ritrova a +2, 17-15.
Orto al servizio. Stavolta C'è riceve bene. Zerbonia. Sì, stavolta bene. Non c'è tocco. Lunga questa schiacciata di Renzo. Zerbonia. Remo per Renzo. Stavolta mette Questa a volta in segno. campo. Un po' defilato il muro, ha lasciato lo spiraglio a Renzo, che colpisce bene. Trova l'angolino giusto. 18-16. Cambio per la Jolly 5 Frondi. È uscito Raffaele Zangari ed è entrato Matteo Bonati. Quindi ritorna in campo il Ligure. Fischia Giulia Concilio. Renzo al servizio. Un siluro che finisce out. 18-17. Quindi a -1 la Tonno Callipo, con Emanuele Bonsignore al servizio. Bonsignore riceve Matteo Bonati. Remo va proprio da Matteo Bonati, incrocia bene, appena entrato. 19-17, +2 per la Jolly di Mister De Pina. Proprio Matteo Bonati ad andare al servizio. Così così la ricezione di Orto. Buono il money out. Ha ottenuto il massimo il giocatore della Callipo e quindi di nuovo -1 per i giovani di Vibo Valencia. Remo va da Dionisio Di Pasquale, si aiuta con il muro e poi bravo qui Antonino Facciolo, ed è parità tra le due squadre. Come sempre ha qualche momento di blackout la Jolly 5 Frondi, l'abbiamo visto nella partita di ieri. Da 7 punti di vantaggio adesso si ritrova al 19 pari. Riceve Renzo. Remo va da Dionisio Di Pasquale, tenta il colpo come quello precedente, stavolta gli riesce. 20-19. Si toglie la maglia di riscaldamento Tommaso Orecchio perché c'è il cambio al servizio. Esce Antonio Melara, entra Tommaso Orecchio. Jump plot per lui. Buono il servizio su Facciolo. C'è il tocco e quindi 20 pari. Si chiude il cambio. Esce Tommaso Orecchio, rientra Antonio Melara che poi lascia posto al libero Zerbonia. Antonino Facciolo al servizio verso Emanuele Renzo, costretto al bugger Remo e costretto al palleggio Dionisio Di Pasquale. Buono l'attacco centrale, buona la risposta di Arena. Remo va da Dionisio Di Pasquale, corre e la prende Emanuele Renzo. Dionisio Di Pasquale stavolta ottiene il money out. 21-20. È il richiamo a Laurendi che si scusa subito con l'arbitro. Ha tirato un colpo alla rete quando ancora il pallone non era nemmeno caduto fuori. Jolly sempre schiacciato in avanti comunque in fase difensiva, Gabriele. Sì. O copertura. 21-20. Riceve Orto, duello aereo vinto per adesso dalla Jolly 5 Frondi. Riesce a sistemare questo pallone la Callipo e Arena, preso in controtempo, manda
verso Mister Defina questo pallone, 21 pari. Marco Belluomo al servizio. Belluomo riceve la Jolly, Remo va da Emanuele Renzo, è out il colpo. No, c'è il tocco, 22-21. E c'è pronto Dionisio Di Pasquale al servizio. Riceve Facciolo, attacco centrale di Bonsignore, trova lo spiraglio giusto, 22 pari. Domenico Laurendi pronto al servizio. Non c'è nemmeno in panchina Renato Raul Spanò, altro ex della Jolly. Non è presente quest'oggi al Palaponini. Emanuele Renzo mette a segno il 23esimo punto. Mentre Pasquale Arena è pronto al servizio. Riceve Cugliari, Laurendi sistema il pallone dietro, c'è la copertura di Cugliari, Laurendi stavolta va al centro, il monster block di Antonio Melara. 24-22, time out chiesto da mister Agricola. Al set point la Jolly Cinquefrondi, 2 a disposizione. Mentre vediamo Renato in è arrivato zona scout, no? È arrivato Luca degli Esposti, infortunato, lo ricordiamo, lo salutiamo la moglie. E c'è anche presente un altro ex Jolly, uno scoutman che ora è al Tonno Callipo, è Antonio Melara. 2 scoutman, c'è pure Peppe Mo lì. Ma è lui? È lui? Mi sembra lui. Sembra Moschella. Facevano parte dello staff di Antonio Polimeni qualche anno fa, B1 e B2 e B. Intanto il recupero dopo il muro della Jolly Cinquefrondi, altro muro della Jolly Cinquefrondi, pallone nel campo della Callipo, altro immenso muro della Jolly Cinquefrondi con Melara e Renzo a chiudere questo primo set, 25-22 al Palaponini di Cinquefrondi. E stavolta non ha avuto intoppi la Jolly per chiudere il set. Abbiamo visto nelle ultime 2 partite qualche difficoltà nell'ottenere il 25esimo punto. Un muro ben compatto, quello dei ragazzi di Mister Defina, soprattutto in quest'ultima parte di set. Mentre ricordiamo, per chi non ci segue dall'inizio, che la coppia arbitrale viene da Roma. Primo arbitro Giulia Concilio, secondo arbitro Giorgia Tanzilli. Un altro giocatore qui presente, Renato, in tribuna, è Giacomino Varamo, che da tanto che non vediamo, anche lui impegnato con gli studi e quindi ha dovuto abbandonare.
Intanto vi ricordo anche di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram e di quella di Pinuccio e seguirci. Iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Non ci sono cambi nella Jolly rispetto al primo set, quindi confermato Raffaele Zangari, Emanuele Renzo e Dionisio Di Pasquale. A completare poi ci sono Zerbonia, Remo e Arena e Antonio Melara. Non ci sono cambi nemmeno nella Tonno Callipo, adesso al servizio con Antonino Facciolo. Cioè Zerbonia, Remo va dietro da Dionisio Di Pasquale, recupera. Emanuele Zerbonia aveva fatto buona guardia su questo muro, ma non era pronto nessuno sul secondo tocco, quindi 0-1, vantaggio ospite, che completa la formazione con Cugliari, con Belluomo, con Bonsignore, Orto, Laurendi, Diego Vizzari. Oh, Pallone che torna nel campo della Tonno Callipo, Laurendi di facile lettura per Pasquale Arena, un pallone sembrava free destinato. ball per la Tonno Collipo che non viene sfruttata. Sì, uno pari. Dionisio Di Pasquale al servizio, riceve Orto, Laurendi sceglie di andare dietro ma era un po' in ritardo Vizzari, pallone out, 1-2. Servizio di Marco Belluomo, Remo va al centro da Pasquale Arena, a tutto braccio, smorza l'attacco e il muro, l'autocopertura di Arena, Dionisio Di Pasquale a tutto braccio, non è riuscito a tenere in gioco Antonino Facciolo. Hanno tentato lo stesso tiro di prima sul nostro centrale Gabriele, questa volta però è riuscita a recuperarla. Due pari, quindi il punteggio. C'è Arena che si sta sacrificando sotto rete. Adesso Arena è al servizio su Orto, Cugliari in bugger da Orto, è buona la sua schiacciata. Antonio Melara si gira verso i suoi compagni per dire come non c'era nessuno. 2-3, quindi passa in vantaggio la Tonno Callipo. Adesso al servizio con Domenico Laurendi. Riceve Zerbonia, pallone arretrato per Renzo, si tuffano in due Cugliari e Antonino Facciolo, e pallone che rimbalza dietro, non c'era nessuno, 3 pari. Tre pari. Emanuele Renzo al servizio, pallonetto, recupera Renzo, Remo va dietro da Renzo, c'è il monster block di Emanuele Bonsignore, 3-4. Sai l'età di Renzo, Gabriele? No, non so se ha 20-21 anni, 21 forse. 4 pari, errore al servizio di Orto. E c'è Raffaele Zangari al servizio. Riceve Facciolo, poi mani out
ottenuto dal Tonno Callipo per il 4-5. Pronto Emanuele Bonsignore al servizio. Out però, colpisce male. Antonio Melara al servizio per la Jolly. Ferma sulla rete. 2 errori consecutivi, uno per parte. 5-6, nuovo vantaggio per la Tonno Callipo. Riceve Dionisio Di Pasquale, Remo va proprio dal suo posto. Schiacciatore in questo caso. E Emanuele Renzo, mani out, 6 pari. L'opposto lo sta facendo Renzo. Richiamo dell'arbitro verso Laurendi. Tutto ok. Fabio Remo riceve Facciolo, l'attacco centrale vincente della Tonno Callipo per mantenere il punto di vantaggio. Antonino Facciolo quindi al servizio. Riceve Zangari, Remo in bugger per Arena, costretto a dare un tocchetto al pallone. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly con Dionisio Di Pasquale. Ottima la copertura di Renzo, chiamata in causa per la schiacciata, ma viene murato. 6-8 break per la Callipo. No, non gli piacciono i gesti verso la rete da parte del primo arbitro, perché Renzo ha tirato un pugnetto al palo subito dopo essere stato murato. Zangari riceve bene, bella l'alzata all'indietro di Remo verso Dionisio Di Pasquale. E colpisce Cugliari. 7-8. Questo lungolinea. Ha piegato praticamente tutta la schiena Remo per questa alzata. Dionisio Di Pasquale, non bene alla ricezione di Orto, la copertura. Remo va in pipe per Dionisio Di Pasquale. Schiacciata di Raffaele Zangari. Dionisio Di Pasquale, zona di conflitto qui tra Arena e Remo, e quindi di nuovo +2 della Callipo. Forse è stata l'azione più lunga tra le due squadre. Bell'uomo al servizio su Zerbonia. Renzo schiacciata, colpisce alla spalla. Bell'uomo. Pasquale Arena, pallone che sbatte contro il nastro. E sarebbe andata out perché era molto angolata. Sì, 8-10. Laurendi al servizio. Su Zerbonia. Renzo, tocco del muro, c'è a fondo campo copertura. Facciolo. E pallonetto del numero 11, Orto. Si è fatto male alla caviglia. Aia. Emanuele Renzo. Le urla di Renzo. Sì, si è fatto abbastanza male.
caduta dal colpo. Si è Penso girato la caviglia. forse un'invasione di orto che ha dato comunque il punto alla Jolly. Sì? Sì. Ghiaccio spray per lui. Tutta la squadra intorno a lui. Gli applausi del Palabonini per Emanuele Renzo. Ricordiamo già Walter Vaiana è indisponibile. Non so se per il ginocchio o per la caviglia pure lui. Penso il ginocchio. Luca degli Esposti che è venuto Luca a degli trovarci Esposti, oggi. sì. Molto sfortunata la Jolly con gli infortuni. Urla un po' Emanuele Renzo, che viene sostituito con Matteo Bonati. Quindi Dionisio opposto, Bonati schiacciatore, l'altro schiacciatore è Raffaele Zangari. Chiama formazione Remo dopo il cambio che è stato ufficializzato adesso. 9-10, Jolly dietro di 1. Chiama formazione anche Laurendi, mi sa, ex compagni di squadra Remo e Laurendi. C'è Matteo Bonati in battuta. Servizio di Bonati su Cugliari, sistema il pallone. Laurendi con la combinazione al centro di Bonsignore. 9-11, break Callipo. Riceve Zangari, ma il pallone che torna nel campo della Callipo. Il pallonetto copre Bonati, Remo va da Dionisio Di Pasquale in pipe a mettere a segno il 10° punto. Ha sbucciato Laurendi il pallone. C'è Cugliari, Laurendi va dietro, non c'è la copertura dopo il tocco del muro della Jolly, quindi sempre a +2 la Callipo. Riceve Dionisio Di Pasquale, l'attacco al centro di Melara, out. Troppo bassa 10-13. Sì. questi primi tempi. Mentre è pronto Emanuele Bonsignore al servizio. Teso su Bonati, tenta il recupero col piede Dionisio Di Pasquale, Non è il gli piede riesce. buono. Non è il suo piede buono, Gabriele.
10-14. E quindi ancora Emanuele Bonsignore al servizio, ma c'è time out chiesto da Mister De Pina. Emanuele Bonsignore su Matteo Bonati. Remo va da Dionisio Di Pasquale, tocca il muro ma c'è la buona copertura di Orto. Si tuffa, bello il tuffo di Bonati, pallone che torna nel campo della Jolly. Remo va da Dionisio Di Pasquale, si sono alzati un po' i ritmi dopo questo time out, alzata dietro di Laurendi ma completamente out. La schiacciata di Diego Vizzari. 11-14 quindi. Antonio Melara, la ricezione di Orto. Laurendi va al centro, ottima la diagonale. 11-15, cade tra Melara e Bonati questo pallone, non si tuffa nessuno dei due. 11-15, servizio di Diego Vizzari. Murato, Pasquale Arena, monster block. 11-16, meno 5 a Jolly, 5 fronti di Mister De Pina. Vizzari, Bonati, Remo, Dionisio Di Pasquale che però non trova il momento giusto. Bella l'alzata di Laurendi, il bugger di Remo e il monster block, un altro della Callipo. 11-17. Entra ancora Dolorante in panchina Renzo con il ghiaccio sulla caviglia. Vizzari sempre al servizio, ma c'è time out Jolly. Altro time out chiesto da Mister De Pina, che cerca un po' di ritrovare i suoi ragazzi. Riprende il gioco, Vizzari al servizio, Bonati riceve, Remo va da Dionisio Di Pasquale, forte la sua diagonale anche in campo. 12-17. Dicono alle retrovie qui, del palazzetto che la palla era fuori e confermano dalla regia. Era molto rapido questo pallone, l'arbitro non ha fatto in tempo a girare la testa.
È molto rapida anche questa Anche combinazione. 12-18. questa pipe di Orto. C'è Massimiliano Lopetrone in campo, è entrato Sì, al posto di Zangari. Jolly è molto stanca. Ricordiamo ieri sera sono stati 5 set. Sì, Partita iniziata molto tardi, 3, alle 8:30, quindi i ragazzi sono stanchi. altri 3 set Altri giocati a 3 set Catania 3 giorni mercoledì. fa. Quindi sono Quindi 8 più questi due, 10 sono 10 set in una settimana. meno di una settimana, da mercoledì ad oggi. E la Tonno Callipo ovviamente è anche più riposata, non ha dovuto recuperare altre partite. Remo va da Bonati, copre Bonati, duello aereo, poi pallone che gli rimbalza in faccia. 12-19. Molto teso il servizio di Antonino Facciolo. Buono l'attacco di Matteo Bonati. 13-19. Dionisio Di Pasquale al servizio. Riceve Cugliari, non benissimo. E il monster block su Diego Vizzari. 14-19. Dionisio Di Pasquale salta, Cugliari così così la sua ricezione. Oh, bravo Simone Orto a trovare l'angolino giusto. Si era tuffato Dionisio Di Pasquale, ma il pallone era ingiocabile, quindi 14-20. Michele Zerbonia ha ricevuto per la Jolly Arena, rimandato di là. In bagger Laurendi per Orto, che si coordina benissimo e mette a segno il 21esimo punto. 11 punti per Orto. Simone Orto in questa partita. Renzo, Massimiliano Lopedrone, il pallone casca davanti a Pasquale Arena, non è riuscito a rimetterla in piedi. Era già in 14-22. ginocchio, quindi Danza sul nastro, recupera Dionisio Di Pasquale e la schiacciata di Massimiliano Lopedrone. Laurendi smista il gioco dietro, pallone che non danza sul nastro. C'era arrivato Bonati, ma il pallone poi passa sotto la rete. 14-23. Servizio della Callipo, Remo va da Bonati, mani out. 15-23. È pronto Pasquale Arena per la Jolly 5 Frondi. Così così la ricezione di Facciolò. Pasquale Arena, poi Remo in bagger per Bonati. Forse si aspettava l'autocopertura Dionisio Di Pasquale, che era si era troppo tuffato. sbilanciato Sì. per poter intervenire Bonati. Laurendi 15-24, set point per 9 Tonno Callipo. set point. Così così la ricezione di Bonati. Lopetrone, pallone cortissimo. Laurendi forse una doppia, ma lascia giocare l'arbitro. Lopetrone, pallone in a fondo. 16-24, primo set point annullato.
Bonatti al servizio. La schiacciata vincente di Diego Vizzari a chiudere questo secondo set al Palabonini 16-25, 1-1. È tutto da rifare per la Jolly Cinquefrondi. E come ieri la Jolly vince il primo set e poi ha il blackout nel secondo set. Sicuramente stanca la formazione di Mister De Fina, ma deve lavorare molto di più sull'aspetto psicologico delle partite. Non è la prima volta che gettano facilmente la spugna i giocatori del Cinquefrondi, mentre dall'altra parte un'ottima Tonno Callipo ad approfittare di questo momento no. Mentre ci passa davanti agli occhi, Renato, un altro grande ex. Ci è passato davanti agli occhi anche un altro ex. Dove? Ah, Salvatore Collorini. ex. Diciamo. In quel di campionato di Serie C, quando ancora la Jolly non era mai salita in B. Mi pare che vinse una Coppa Calabria. Anche Rolo alzatore, giusto? No, Io me lo ricordo schiacciatore. alzatore. No, A Salvatore. Collorini era uno schiacciatore. Tutto pronto per il terzo set qui al Palabonini di Cinquefrondi. Pasquale Arena partirà al servizio per la Jolly, quindi Zerboni in panchina. Poi Bonati, Remo, Di Pasquale, Lopedrone, Melara. Non ci sono cambi nella... Sì, c'è un cambio. No, ok, avevo letto male il numero. Bonsignore, Vizzari, Antonino Facciolo, dietro. Cugliari, libero, Orto, Laurendi e Belluomo, l'altro centrale. Esce Bonsignori, entra Cugliari. Tutto pronto adesso. Si fischia? Ancora no. C'era la musica. Pasquale Arena su Cugliari, alzata all'indietro di Laurendi, però costretto al palleggio
il muro copre la Jolly, poi una palla accompagnata della Callipo. 1-0 per i padroni di casa. Jolly sempre Schiacciata in avanti. schiacciata in avanti, Gabriele. Sì. Pasquale Arena ancora al servizio. Zona di conflitto. Laurendi, l'attacco centrale e il colpo ritardato di Belluomo che manda in controtempo i giocatori della Jolly. Ha scavalcato il muro avversario. Uno pari. Marco Belluomo sempre con questa palla molto spinta, la combinazione non riesce. Remo Melara 1-2. Quindi Belluomo ancora al servizio. Max Lopetrone riceve bene, cercato ancora una volta il centrale della Jolly, risponde bene la Callipo con Orto che tocca le mani del muro avversario. 1-3, primo break di questo set. Servizio su Bonati, Remo va da Lopetrone a tutto braccio, muro ben posizionato e 1-4. Molto compatta a muro la squadra Tonno Callipo. Marco Belluomo al servizio, riceve Lopetrone, Remo va da Dionisio Di Pasquale, buona la giocata, 2-4. Forse non se l'aspettavano questa a muro i giocatori della Callipo. Servizio su Facciolo, Orto, buona questa volta, la copertura c'è di Bonati. Dionisio Di Pasquale, forte il suo colpo, non può recuperare Domenico Laurendi, risposta il secondo arbitro. 2-4, 3-4. Dionisio Di Pasquale al servizio, riceve Orto e qua l'alzata non si sa per chi era. Remo in pipe, Matteo Bonati a tutto braccio, 4 pari. Recuperato questo pallone dalla Jolly Cinquefrondi dopo il colpo di Vizzari. Pallone che rimbalza sul nastro, si tuffano in tre nella Jolly Cinquefrondi, ma nulla da fare. 4-5. Lopetrone, la schiacciata di Dionisio Di Pasquale, out, non c'è, calpestato Dionisio. 4-6. Laurendi al servizio con il suo semicerchio in battuta, eccolo qua, al limite anche del tocco della linea. Molto stanca la Jolly, si vede in campo. Cugliari in bugger, il muro compatto della Jolly, Lopetrone la chiama, Remo
va al centro la pipe vincente Bonati 5-6. Non stanno vedendo i falli di piede in battuta, eh? Sì, è molto al limite No, no, no. Laurendi. Chi? Laurendi che sta battendo molto al limite con il piede quasi sulla linea. Ci sono stati almeno 2 falli di piede. Lopetrone al servizio, Cugliari riceve, la tocca Laurendi ma il pallone era già passato, invasione aerea, 6 pari, pareggia la squadra di casa. Max Lopetrone al servizio. Riceve bene Facciolo. Attacco centrale murato da Antonio Melara e passa in vantaggio. Era ben posizionato Fagioli. Antonio Sì. sul suo posto centrale. Cambio in Tanto vista in per la cambio Tonno esce Callipo. il numero 4 Bonsignore ed entra il numero 6 Fabrizio Mirarchi. Mira- Mirarchi. Cambio al centro. Lopetrone al servizio. Adesso un po' in difficoltà la ricezione avversaria. Il muro, l'autocopertura di Melara. Remo la alza per Matteo Bonati. Che colpo! E di che Bonati. alzata! E che alzata, sì, di Remo. Palla immobile, non girava, non si è uscito dalle mani in maniera perfetta. Ormai si è abituato alla cabina Sì. di regia. Fabio Remo 8-6. Max Lopetrone ancora al servizio. Longa. Missile terraria 8-7. Servizio su Dionisio Pasquale che non riceve benissimo. Free ball della Callipo sfruttata al meglio. 8 pari. Orto al servizio. Quindi orto pari. Si aiuta un po' col nastro, riceve però bene Dionisio Di Pasquale. Ancora Matteo Bonati 9-8. Sembra che stesse andando alla Gapet da come ha ruotato il corpo. Infatti stava commentando proprio con Lopetrone il gesto. E adesso con Remo, mentre è pronto Melara al servizio. Riceve Cugliari, tocca il muro ancora una volta e bravo 2 volte Lopetrone. Dionisio Di Pasquale, muro, duello aereo, palla spinta di Pasquale Arena, non ci è arrivato Vizzari ed è 10-8. Stavolta il servizio di Melara si ferma sulla rete. 10-9. Mirarchi al servizio su Matteo Bonati. Buono il recupero di Pasquale. Ancora Bonati, pericoloso per la Jolly. Recupero della Tonno Callipo. Zerbonia ci arriva su questo pallone. Alzata di Lopetrone in bagger. Bonati si ricompone la Jolly. Lungo scambio tra le due squadre. La pipe vincente. Ma c'è il fallo al muro di Arena. Chiedono una pestata. Vediamo se c'è la pestata. No. 10 pari.
Riceve per la Jolly Dionisio Di Pasquale Matteo Bonati, sempre e solo lui per la Jolly 5 Frondi in questo momento. 11-10. 5 già i punti per lui, che ieri non era al meglio, oggi in attacco sta rispondendo bene il Ligure. Era partito titolare Raffaele Zangari. Rimani out ottenuto dalla Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia ed è 11 pari, 1-1 di set, tutto 1. Inizio Di Pasquale si propone anche per l'attacco, ottiene il money out. 12-11. Matteo Bonati al servizio, molto teso, pallone corto, recupera Laurendi, Cugliari rimanda di là, free ball per la Jolly. Remo va al centro da Pasquale Arena che mette a terra ed è 13-11, break per la formazione 5 Frondese. Ogni tanto dimentico che è un derby, che non siamo con che non siamo contro una siciliana quest'oggi. Matteo sempre Bonati tesa, serve benissimo. in difficoltà Orto. Sì, Muro. e poi Monster Block Dionisio Di Pasquale in coppia con Pasquale Arena. 14-11. Ed è time out Tonno Callipo. Sì, chiesto da mister Agricola, adesso ci sta. Matteo Bonati al servizio, la ricezione è di Facciolo, tiene in gioco la Jolly 5 Frondi, l'ottimo recupero. Laurendi va dietro e out però il colpo di Vizzari. Forte l'abbraccio della Jolly 5 Frondi. 15-11. Matteo Bonati sempre tesa, stavolta su Cugliari. L'attacco centrale però il pallone che non passa. È bell'uomo ad aver sbagliato questo attacco. 16-11. Ricezione di Facciolo, qui calpesta Orto. 17-11, stavolta blackout della Callipo. Matteo Bonati al servizio, riceve Orto, si passa da Facciolo ma c'è il muro della Jolly 5 Frondi. 18-11 e altro time out chiesto dalla Tonno Callipo, 2 in poco tempo.
Bonati, non buona la ricezione. E un altro muro della Jolly Cinquefrondi, 19-11. Cambia in vista, esce Max Lopetrone, entra Tommaso Orecchio. Matteo Bonati ancora al servizio, sempre tesa, alzata dietro Bizzarri. Bonati si tuffa, pallone che torna nel campo della Callipo. Laurendi schiaccia forte questo pallone, 19-12. Riceve Matteo Bonati, remo in bugger da Tommaso Orecchio, si aiuta con il nastro. Il muro di Arena, recupera Di Pasquale, chiamato in causa, ancora copertura di Arena. In bugger remo per Di Pasquale, si coordina benissimo. Alza Di Pasquale, remo al centro per Pasquale Arena e l'esultanza di Fabio Remo. 20-12 che ha smissato alla grande questi palloni. Ottimo direttore d'orchestra in questa fase di partita. Pasquale Arena, Cuglieri, Laurendi e rimanda di Lavizzari. Alzata per Tommaso Orecchio, si coordina bene. Viene murato ma c'è la copertura e poi la doppia di Fabio Remo. 20-14, no, 20-13. 13, sì. Bell'uomo al servizio. Bonati riceve, cercato e trovato Orecchio, murato, ma recupera la Jolly con l'ottimo recupero di Zerbonia. Laurendi va al centro, palla spinta, Remo in bugger, Bonati verso Dionisio Di Pasquale e il suo colpo all'incrocio delle linee ha toccato pure il muro. 21-13. Chiama formazione il capitano della Callipo, Domenico Laurendi. Dionisio Di Pasquale al servizio sul bicipiti del numero 7 della Callipo. Tenta il recupero Tommaso Orecchio, che voleva trasformarsi un po' in Spider-Man, ma non ce la fa. 21-14. Domenico Laurendi al servizio, sulla solita mezzaluna al limite del tocco sulla linea. Tommaso Orecchio chiamato in causa, copre bene il numero 7 della Callipo e si coordina qui Orto. 21-15. Ancora Laurendi al servizio. Out però. Non ravvisato il fallo di piede di Laurendi, Gabriele. Ma non lo so, ma è molto al limite.
Sembra tocchi, però boh. A orecchio al servizio. La chiama in l'arbitro. Ma sembrava out. Sembrava out, cartellino giallo per la Callipo. Le proteste di Laurendi. Le proteste di Domenico Laurendi sul 23-15. Chiarimento con l'arbitro. Tommaso Orecchio al servizio. Forte la schiacciata di Orto. E lui il top scorer del Callipo, il più pericoloso. 23-16. Riceve Orecchio. Bagger di Remo, murato poi Matteo Bonati. 23-17. Si ferma sulla rete. Ha perso il la servizio di forza Orto. Ha stancato il braccio. 24-17. Set point per la Jolly. C'è un cambio in vista al servizio. Esce Melara, entra Zangari. Riceve la Callipo sul servizio di Zangari. Smorza l'attacco, il muro della Jolly, e c'è l'ottimo recupero di Dionisio Di Pasquale. Pallone che torna nel campo della Jolly. Remo va da Matteo Bonati, che riesce a chiudere questo terzo set. 25-17. Un'azione corale della Jolly, una bella azione. Con recupero in difesa di Dionisio Di Pasquale. E poi le grandi schiacciate di Bonati. Quindi ricapitoliamo i parziali, Renato. Non ce li ho. Ma ce li ho. Aspetta che vado a vedere. 25-22 il primo set, 16-25 il secondo e 25-19 il terzo.
nella Jolly confermato Tommaso Orecchio, Gabriele. Tonno Callipo, vediamo se è formazione invariata. Bonsignore, Vizzari, Facciolo, Orto. Il numero 5 non ce l'ho, Gabriele. Giampaolo Guarascio. E il numero 14 Belluomo, libero Cugliari. Tutto pronto. Con Facciolo al servizio. Si ferma sul nastro questa prima E parte del male la Callipo. quarto set. 1-0 per la Jolly. Ed è pronto Dionisio Di Pasquale al servizio. Sempre da fondo il suo servizio lungo. Ha cercato l'incrocio delle linee, non l'ha trovato, uno pari. (14) Belluomo al servizio. Su Matteo Bonati. Forte la schiacciata di Dionisio Di Pasquale, recupera la Jolly. Attacco centrale, pallone che si insacca, il recupero ottimo della Callipo. Orecchio, Remo, ha cercato dietro Dionisio Di Pasquale ma era arretrato. Aveva voglia di strafare la Jolly di 5 fronti. 1-2. Così la ricezione di Orecchio, l'alzata di Dionisio è perfetta per Tommaso Orecchio, ma pallone completamente out. 1-3. Tira a tutto braccio. Matteo Bonati recupera di nuovo Dionisio Di Pasquale. Out, completamente questa combinazione con Orto e il nuovo palleggiatore Guarascio. 2-3. Ma quanti recuperi sta facendo Dionisio Di Pasquale nella Jolly? Falli straordinari stasera. Out, il colpo, ma c'è tocco, sì. 2-4. Sta correndo tantissimo Di Pasquale. Sta giocando da opposto Tommaso Orecchio. Entreremo, cerca e trova Matteo Bonati. Ma no, l'ha toccata il muro. L'ha toccata. La palla era stata toccata dal muro. Comunque l'arbitro segna 4 tocchi, quindi 2-5. Servizio Guarascio. Non c'è la copertura dopo il colpo di Melara. 2-6. Molto arrabbiato Remo con il suo compagno di squadra. Dice tirala, dice di forzare l'attacco. Guarascio ancora al servizio, Zerbonia, l'alzata di Remo per Matteo Bonati. Finisce in tribuna il pallone dopo il colpo di Cugliari e quindi 3-6. Buono il servizio di Melara. Il pallonetto vincente, se non mi sbaglio era ancora, sì, era lui, Simone Orto. È lui, il miglior sempre realizzatore, sì, miglior realizzatore della Tonno Callipo quest'oggi.
19 punti di Orto fino a questo momento, Gabriele. Beh, sono tanti. C'è l'asta. C'è Asta, l'asta. asta. 3-7. Una piccola curiosità, lo sai che mi è venuta adesso in mente? Il fratello di Mr. Defina fa il team manager della Tonno Tonno Callipo. Callipo. Sì. Quindi un derby anche in famiglia. Time out chiesto al mister Francesco Defina. Su questo 3-8 sotto di 5 la formazione padrona di casa. Anche nella partita di ieri era sotto nel quarto set la Jolly, che aveva vinto il primo, ha perso il secondo, vinto il terzo proprio come oggi, il quarto poi l'ha perso e ha vinto il quinto. Orto al servizio su Dionisio Di Pasquale. Bella Matteo l'alzata. Bonati, buona Bello. l'alzata di Remo, che mette in condizioni Matteo Bonati di schiacciare Fabio Remo al servizio. Non è teso, Cugliari, pallone che torna nel campo della Jolly e torna nuovamente. Poi la schiacciata è out di Pasquale Arena. 4-9. Sto parlando, dice Mr. Defina. Vuole dire qualcosa al secondo arbitro. Poi è stato richiamato dal primo. Ricezione della Jolly, Dionisio Di Pasquale per l'attacco, è out, sì. 4-10. Bonsignore al servizio per la Tonno Callipo. Sempre su Dionisio Di Pasquale. Matteo Bonati recupero tenta buono. un pallonetto, c'è il recupero della Tonno Callipo. Bello, nei 3 metri la schiacciata di Matteo Bonati, aveva lo spazio e ha voluto chiudere al meglio per il quinto punto. Su Facciolo, primo tempo. La ricezione di Zerbonia, Dionisio Di Pasquale poi per la Jolly 5 Frondi, pallone che sfila a fianco a Cugliari. 6-11. Rientra Melara perché al servizio c'è il centrale Arena. Toglie la palla a Orto che era dietro di lui. Sì. E Cugliari ad una mano manda sotto la rete. Orto Ottimo. è il solito bell'uomo. Primo tempo con il nuovo palleggiatore Guarascio. Guarascio, sì, non sta sfigurando Guarascio. Assolutamente. Sta gestendo molto bene i palloni in campo. Antonino Facciolo al servizio. È lungo però. Lasciano sfilare i giocatori della Jolly per l'8-12. Dionisio Di Pasquale al servizio.
Oh, Tommy! rimbalza sulla rete questo pallone con Tommaso Orecchio. Non è riuscito a sfruttare l'occasione. Si ferma sul nastro, o per meglio dire il nastro ferma questo tentativo di Tommy di rimandare la palla. Riceve Bonati. Remo va da Tommaso Orecchio. Out. Era buono, si era coordinato bene, però ha colpito troppo forte il pallone e spara C'è out. cambio. Cambio, sì, esce Tommaso, entra Massimiliano Lopetrone. Riceve Lopetrone, subito chiamato in causa, ma sbaglia anche lui. La schiacciata che si ferma sulla rete e poi bisogna sistemare l'asta che si è aggrappato alla rete. 8-15. Marco Belluomo al servizio, teso così così. Lopetrone decide di schiacciarla. Dionisio Di Pasquale, bravissimo qua. Il Guarascio a recuperare il pallone e poi il monster block della Jolly 5 Frondi. Nono punto. Max Lopetrone al servizio, teso, recupera Guarascio, Orto, poi Zerbonia per la Jolly, Remo la alza dietro per Bonati, trova lo spiraglio giusto Matteo Bonati. Un po' arrabbiato Fabio Remo. 10-15. Ancora Lopetrone al servizio su Orto, Guarascio ad una mano. Se porta anche la rete. Malara, sì. Ancora più 6 la Tonno Callipo. Matteo Bonati così così nella ricezione. Remo in bugger per Matteo Bonati, che però è rimasto dietro, non si aspettava questa palla per lui. 10-17. Finite le batterie, Gabriele. Sì. 11 set in 3 giorni, 3 partite, di cui una al quinto set. Out, lasciano sfilare i giocatori della Jolly. 11-17. E c'è Antonio Melara al servizio. Cugliari riceve, ancora Guarascia ad una mano per il centrale Bonsignore. 11-18. Riceve Dionisio Di Pasquale, Remo va da Matteo Bonati, monster block. E si vede la stanchezza della Jolly. 11-19. Questi erano colpi che in precedenza erano messi giù. Tempo richiesto da Mister Defina.
Finisce il tempo. Squadre di nuovo in campo al Pallabonini 5 Frondi, quarto set, 11-19 per gli ospiti in questo derby calabrese. Servizio su Pasquale Arena. Remo, la pipe di Dionisio Di Pasquale che è out. L'ha visto l'arbitro. Si è arrabbiato Dionisio. Richiamo solo verbale per lui. Buona la ricezione di Lopetrone, poi buona anche la schiacciata di Bonati. 4 per la Tonno Callipo. C'era il 4. 12-20. Decisione di Cugliari, sistema Guarascio, ma Bonsignore litiga con la rete e non passa. 13-20, è giusto? Fabieremo al servizio, così ruota questo pallone. Pallone poi completamente out di Facciolo. 14-20 e ne può approfittare la Jolly, e invece no, perché chiama timeout mister Agricola. Fabio Remo al servizio. La ricezione di Orto, pallone che si insacca dopo il colpo forte di Diego Vizzari. 15-20, meno 5 la Jolly. Remo ancora al servizio, così la ricezione di Orto. Vizzari ancora, Remo la alza per Matteo Bonati, copre Zerbonia, l'alzata di Lopetrone ancora Matteo Bonati chiamato in causa, la copertura a fondo. Orto, Lopetrone, Remo in bugger rovesciato per rovesciare appunto l'azione da Dionisio Di Pasquale. Il muro, ci arriva Lopetrone, Remo va dietro da Dionisio Di Pasquale, ancora un altro recupero della Callipo che la schiaccia con il numero 7 Facciolo. Non era pronto Zerbonia, il pallone che gli casca davanti. 15-21. La spia della benzina è rosso fisso. Lo è dal secondo set. Manuele Bonsignore al servizio. Rimbalza sul nastro, Remo dietro da Bonati. Ancora buona la copertura a fondo, si spostano tutti in panchina. Pallone lanciato di là. Pallone lanciato di là, c'è l'invasione di piede, sì. Ravvisato dal secondo arbitro. 16-21. Mentre è pronto Matteo Bonati al servizio. Cortissimo questo pallone, ci arriva Orto, bravo qua, e manda in palleggio la Jolly. Lopetrone, Remo dietro da Dionisio Di Pasquale, forte colpo, tiene bene Guarascio,
E pallone che passa e c'è il fallo di piede, un altro fallo di piede della Callipo. 17-21. Matteo Bonatti ancora al servizio, sempre corto ma tiene bene la Callipo. Il muro della Jolly, buona la copertura, ancora Facciolo a schiacciare, poi Dionisio Di Pasquale sbuccia le mani dal muro. Guarascio, l'alzata dietro il monster block, Lo Petrone. 18-21. Un attimo solo. E c'è Pasquale Arena che ha bisogno di ghiaccio spray. Un po' zoppo Arena. Matteo Bonatti ancora buono il suo servizio e l'errore in ricezione di Antonino Facciolo, preso di mira. 19-21, si porta a -2 la Jolly. Ultimi punti in apnea. Time out chiesto dalla Callipo e ne può approfittare Pasquale Arena per mettere quanto ghiaccio spray vuole. E infatti il problema è che la Jolly non ha altri centrali a disposizione. Su questo 19-21 rientrano in campo le squadre. Matteo Bonatti al servizio ancora. Stavolta riceve bene Facciolo, poi buono il primo tempo della Callipo. 19-22. Jolly al servizio con Pasquale Arena. La ricezione Guarascio va da Facciolo, il recupero col pugno di Remo, l'alzata di Lo Petrone per Dionisio Di Pasquale. È forte la sua schiacciata ed è bello il suo gomito con l'esultanza. 21-22, a -1 la Jolly. Arena ancora il servizio, che non salta più perché giustamente non ce la fa con la caviglia. Il muro della Jolly, si era tuffato Pasquale Arena, non è riuscito a tenere in gioco il pallone. 21-23. Torna a +2. Questa volta la Jolly era riuscita a contrastare l'attacco centrale. Rientra Laurendi. Sì, a riposo da tutto il set praticamente. Esce Guarascio, che non ha buona sfigurato. prestazione. Sì. Facciolo al servizio. Oh! Errore in ricezione di Max Lo Petrone. Gira le spalle verso il pubblico in pratica, e pallone che li schizza via. 21-24. 3 set point per la Tonno Callipo.
Stavolta riceve bene Lopetrone. Remo! Ha provato. Infatti pallone accompagnato poi di Melara. Pallone basso per il centrale. 21-25 si chiude questo quarto set e un'altra partita a 3-2. Dopo il 3-2 di ieri, vinto dalla Jolly contro Volley Catania, il 3-2 di mercoledì scorso, perso 3-2 contro Volley Letojanni. Ci sarà questo contro la Tonno Callipo. La Tonno Callipo che riparte con Guarascio, Cabina di regia. Belluomo, Orto, Bonsignore, Vizzari e Facciolo, quindi confermato anche per il quinto set il secondo palleggiatore Guarascio, che ha dato già una buona prestazione nel set precedente, mentre per la Giorni confermato Massimiliano Lopetrone. Pasquale Arena, partito al servizio, ha ricevuto Cugliari. La copertura di Matteo Bonati, arriva Remo in bugger verso Dionisio Di Pasquale, buona la sua schiacciata ma non trova l'angolo giusto, pallone out 0-1. Rientra Bonsignore al posto di Cugliari ed è pronto Belluomo al servizio. Bonati, Remo, l'alzata all'indietro per Di Pasquale Murato, c'è la copertura di Lopetrone, ancora chiamato in causa Di Pasquale che d'esperienza stavolta, vede il muro piazzato e fa il pallonetto. Uno pari. Dionisio Di Pasquale riceve Orto, si propone anche per l'attacco ma è out, non trova la diagonale stretta, la trova larga, 2-1. Dionisio Di Pasquale al servizio.
su Orto, preso di mira. L'attacco centrale è murato, però Bonsignore 3-1. Ed è pronto Dionisio Di Pasquale ancora da fondo campo verso Cugliari. L'attacco centrale, out l'attacco di Bonsignore, 4-1. Cercato 2 volte Bonsignore e 2 volte ha fallito. Cambio. Sì, c'è Rientra Bonsignore. Mirarchi sì. al posto di Bonsignore. Pallone che torna nel campo della Giolli, Lopetrone, Remo e poi Dionisio Di Pasquale, c'è il tocco. 5-1. Il muro compatto della Giolli, risponde bene alla Callipo, ancora Orto, chiamato in causa, scavalca il muro avversario e Bonati non ci arriva. 5-2, si sblocca la Tonno Callipo. Giampaolo Guarascio al servizio. Dionisio Di Pasquale, Remo va da Lopetrone. Non c'è stato il tocco del muro? Come no? Il pallone ha cambiato traiettoria, il pallone, non c'è stato il tocco? Strano. 5-3. C'è stata una botta di vento ad aver cambiato la traiettoria. Guaraccio quindi al servizio, riceve Bonati, Remo, stavolta va da Dionisio Di Pasquale, è in campo. 6-3. Lopetrone al servizio. Moserblock, Arena e Bonati. 7-3. Time out chiesto da mister Agricola su questo 7-3. Sono quasi 2 ore di gioco. Squadre di nuovo in campo dopo il time out della Callipo. Massimiliano Lopetrone al servizio, riceve il libero della Callipo. C'è il fallo del muro da Giolli. No, ma era dentro comunque la palla, era in. 7-4. Orto al servizio. Bonati, Remo va proprio da Matteo Bonati, ottiene il money out.
8-4. Chiamato in causa Raffaele Zangari. Al cambio, al servizio con Antonio Melara. Buono il suo servizio su Cugliari. Solito Guarascio a cercare e a trovare Fabrizio Mirarchi in centrale. 8-5, si chiude il cambio, esce Zangari, rientra Melara e poi Melara lascia il posto a Michele Zerbonia. Mirarchi al servizio. C'è Dionisio Di Pasquale, Remo va da Matteo Bonati, tiene in gioco Facciolo, è proprio Facciolo a schiacciare, bravo a fondo campo Lo Petrone, poi un po' di confusione nel campo della Jolly. Facciolo ancora chiamato in causa, ma il colpo è completamente out. 9-5 quindi il punteggio al Palabonini. Vedremo al servizio Cugliari. Guarascio ci arriva in bagger. Pallone su Remo. Alza Arena che è di mestiere un centrale e quindi è risaputo che i centrali fanno le doppie. 9-6. Si porta piano piano a -3 la Tonno Callipo, che diventa però -4 per l'errore al servizio di Diego Vizzari. Vizzari. Ed è pronto Matteo Bonati al servizio. Su Orto, attacco centrale, a fondo campo c'era pronto Matteo Bonati. Lo Petrone è costretto a rimandare di là e ne approfitta la Callipo con questa buona combinazione rapida. Primo tempo con Guarascio e il numero 14 Belluomo. 17. Lo Petrone riceve, Remo dietro per Dionisio Di Pasquale. Non se l'aspettava nemmeno lui questo pallone dentro. Era ben piazzato il muro avversario e casca questo pallone sotto i suoi occhi. 10-8, chiama time out Mister Defina. Facciola al servizio, riceve Lo Petrone e Remo, ma proprio da Max Lo Petrone. Murato, c'è la buona copertura di Bonati, recupera la Tonno Callipo. Facciolo, no, era Orto, zona di conflitto, c'è stato il fallo di piede di Arena
o di Lopetrone. Di chi era il fallo? Era un piede. Un piede ha attraversato la linea. 10-9. Neanche in macchina, a piedi ho attraversato. E la Callipo pareggia. Palla tesa all'incrocio. Antonino Facciolo, ace per lui. Chissà se tenterà nuovamente questo colpo. Eccola, infatti, stavolta tiene bene Lopetrone, che va a colpire forte sulle mani del muro avversario. Un po' una doppia qua di Remo. Comunque recupera la Callipo. Remo verso Di Pasquale. Bravo Cuglieri a fondo. C'è il muro della Jolly, autocopertura, attacco centrale, altro muro della Jolly e poi non riesce il recupero alla Tonno Callipo. 11-10. Mentre si asciuga il campo della Tonno Callipo, si prepara il servizio Pasquale Arena. Teso, attacco centrale, ancora una volta compatto il muro della Jolly. Smorza un po' Melara, poi Remo dietro per Di Pasquale. Recupera Varascio, Orto, Arena per la Jolly, Remo dietro per Di Pasquale, che riesce comunque a battere sul muro avversario. Copertura a fondo campo di Facciolo. Orto, e si ferma Lopetrone, che era in corsa da una parte, non è riuscito ad andare incontro al pallone. 11 pari. Ancora a terra Max Lopetrone, è stanco, si vede anche lui. Chiama formazione Fabio Remo, molto stanco Lopetrone. Riceve Matteo Bonati, Remo dietro per Dionisio Di Pasquale, buona la copertura a fondo di Facciolo e free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. Remo va da Dionisio Di Pasquale, è un colpo che non vediamo da un bel po', buca il pavimento del Palabonini, lo scacciatore della Jolly, per il 12-11. Riceve Facciolo, Orto smorza l'attacco, il muro della Jolly non era ben posizionato. Matteo Bonati ha dovuto fare qualche passo in più e quindi non è arrivato su questo pallone. Di nuovo parità, 2-2 dei set, 12-12 il punteggio, e quindi Guarascio al servizio. Lopetrone, Remo in pipe, Matteo Bonati, Guarascio ci mette una pezza e riesce a recuperare la Tonno Callipo. Bonati, Remo va dietro da Dionisio Di Pasquale, forte, e recupera anche questa la Tonno Callipo. Il pallonetto ci mette una pezza stavolta Max Lopetrone, era troppo dietro
Dionisio Di Pasquale non fa fallo di piede, è out, completamente out, la schiacciata di Orto, e Orto si arrabbia perché voleva l'invasione sicuramente di Pasquale, ma è stato bravo Dionisio a mettere i piedi fuori dal campo, quindi sotto al seggiolone dell'arbitro. Tempo chiesto da mister Agricola. 13-12, vantaggio Jolly. Una partita alquanto strana. Un altro 3-2 dicevamo dopo quello di mercoledì scorso, quello di ieri. Un altro rally per la Jolly 5 fronti di mister De Pina. Terminati i time out della Callipo. Massimiliano Lopetrone al servizio. Era forse destinato fuori. Primo tempo. Oh, fermato di Antonio Melara, che si esalta come al suo solito. Lopetrone ancora al servizio, sempre lì. Guarascio l'alzata all'indietro, smorza il muro, recupera la Jolly 5 fronti. Guarascio va ancora lì, muro della Jolly. Guarascio sempre lì, mura la Jolly di nuovo e Remo si ricorda che una volta faceva lo schiacciatore e quindi salta e chiude questa partita. 15-12 questo quinto set, tutti ad abbracciare Capitan Fabio Remo. 3-2, un'altra partita infinita, una settimana infinita di pallavolo per la Jolly 5 fronti. Al saluto le due squadre. Ricordiamo i parziali, che io non li ho scritti. Non ce li abbiamo, ce l'è qualcuno laggiù. Mi dici i parziali, che non me li ricordo. Un attimo solo. Mentre la Jolly si prepara ad esultare sotto la curva. 25-22 il primo set, 16-25 il secondo, 25-19 il terzo, 21-25 il quarto, 15-12 il quinto ed ultimo set. Non ci resta che ringraziarvi per averci seguiti anche quest'oggi, mandando l'appuntamento all'ultima partita, ed è un ultimo recupero 30, sabato 30 contro, l'abbiamo visto ieri ma già Fiume Freddo, Fiume Freddo. Contro la Papiro Fiume Freddo, fuori casa, quindi era l'ultima in casa per la Jolly 5 fronti qui al Palabonini. Non ci resta che ringraziare e mandare l'appuntamento a sabato prossimo. Arrivederci, buona cena a tutti. Abbiamo perso la sigla finale e quindi chiudiamo così. Ciao a tutti.